Questo è uno dei lavori più antichi che possano essere per gli artigiani, perché oltre il falegname che usa ancora l'ascia e ancora certi lavori si possono fare, questo è un lavoro che quando vuoi lavorare il ferro o lo fai con i macchinari che oggi sono a livello industriale o lo devi fare in questo modo. Facendolo in questo modo, naturalmente, oggigiorno non è che uno lo fa perché c'è il tornaconto, lo fa perché è un lavoro, quando è fatto artigianalmente, sai che è fatto da quella mano. Se noi ci mettiamo a fare questi riccioli, uno lo faccio io, uno lo fa quel fabbro, un altro l'altro fabbro, anche se li colpi non sarà mai uno uguale all'altro. Fare il fabbro a uno deve piacere. Quando io ho iniziato, fabbri veri ce n'erano pochi. I fabbri veri in Ogliastra, soprattutto quelli che facevano certi lavori di un certo valore, potevano essere a Seui, nei paesi all'interno. Seui è un paese che ha sfornato molti lavori dai fabbri. Fare il fabbro è una cosa che non dimentichi mai. Io nella mia vita ho trovato anche donne che mi hanno chiesto se avevo la pazienza di poterle far provare a fare lavori, perché sarebbe piaciuto fare lavori in ferro. Ora, i lavori forgiati è una cosa bella, perché tu metti in moto quello che è la tua espressione e ti accorgi che riesci a prendere un pezzo di materiale, lo trasformi, lo pieghi come vuoi tu. Potrei fare un paragone che può essere stupido, ma è il ferro, quando lo lavori è come la donna, riesci a piegarla come vuoi tu, se c'è quell'amore particolare. Io ho fatto diversi lavori, neanche il mio principale era un vero fabbro, perché siamo nati nell'era moderna, però quando a uno piace torna anche nel periodo e quindi fa passi indietro e quindi va a sperimentare che cosa ne esce da quella lavorazione. Lo fa perché gli piace. Ecco, adesso noi abbiamo preparato la forgia, abbiamo usato ancora carbone vegetale, oggi non lo trovi quasi più. Il carbone vegetale ieri lo trovavi facilmente, soprattutto nel nostro territorio, perché si usa lo stesso materiale, lo stesso carbone ricavato dai ritagli dei ciocchi delle pipe. Qui si lavoravano le pipe, qui si facevano gli abusi, tutti i ritagli venivano cotti, quindi fatti il carbone e utilizzati per la forgia. Il carbone ricavato dai ciocchi dell'erica è il carbone migliore per la forgia. Adesso io vado perché questo è pronto, lo vedi come questo ha già oltrepassato il limite. È così, va lavorato. Per lavorarlo tu puoi fare e si piega. E si piega. Si piega perché tu il colpo non è che glielo dai per fargli del male, glielo dai perché deve piegare. E il ragionamento che ho fatto prima della donna può anche tornare, perché una donna tu la tratti con delicatezza, ma la tratti con dolcezza e quindi riesci a piegarla. Io sono riuscito anche a piegare il cuore di una donna, quindi da ragazzino, quindi lei assisteva anche ai lavori che facevo io. Adesso questo ne facciamo un altro cosa. Hai visto che diventa più lungo? In modo che poi non gli rimanga il segno del martello, deve essere un lavoro finito.
Ogni tanto questo- bisogna riscaldarlo? Come? Riscaldarlo ogni tanto. Eh sì, perché il ferro, lo dice il detto, batti il ferro finché è caldo. Ma Quando non è caldo non batterlo perché piega male. signor K, viene riscaldato per ammorbidirlo? Certo, perché così si presta a quello che vuoi fare tu. Vedi? Questo qui adesso potrebbe, se io non faccio in fretta, si fredda ancora, io lo devo rimettere. Io sto facendo più o meno un ricciolo come questo, vedi? Adesso lo vado ad allargare e abbiamo fatto un ricciolo. Riccioli così ne ho fatto a migliaia, perché ho fatto testiere in ferro battuto, testiere ricavate non da ferri comprati, ma ferri costruiti con le nostre mani. Quello è il bello, perché il ferro comprato lo compro per te, lo compro per te e quindi diventa una cosa sempre uguale. Questo no. Ecco, se io questo adesso lo trascuro, per esempio, vado a rimetterci il lavoro che ho fatto. Quindi ecco perché, anziché parlare, devo cercare di E si forma il ricciolo, bello. Un lavoro diventato passione. è diventata passione. Eccolo qua. Noi qui potrebbe essere un disegno diverso, però la procedura è sempre quella. Da un pezzo di ferro dritto, fine, grosso, quello che vuoi, puoi ricavarne il disegno che ti interessa. Questi fori oggi non li facciamo più, ma si possono fare anche questi fori. Si scalda il ferro, si mette qui sull'incudine, c'è un punzone, lo allarghi e ti fa anche questi fori. Oggi certamente non può tornare il conto, quindi nessuno lo farete. Non vorrei che si bruciasse questo, eccolo qua. Adesso questo gli diamo quello che è la lavorazione finale. Scaldo vi faccio vedere con un effetto diverso del lavoro fatto. Come dicevo, io ho iniziato che ero abbastanza ragazzino, ho iniziato perché vedevo l'allora mio maestro Angelo Piralba, che poi è subentrato Giulio Piralba, lo vedevo in tutta, mi piaceva la tuta. Non perché mi piaceva solo il ferro, eccolo qua, ecco, questo è un bel sorriso. Bello. Vedere il ferro così, se noi lo trascuriamo e lo facciamo andare, questo si scioglie e quindi abbiamo perso il lavoro. Quindi ci vuole molta attenzione quando si fanno questi lavori, lo devi fare con amore questo lavoro, perché se ti piace lo devi fare così, altrimenti non farlo e farlo perché non riesci. Grazie. Grazie. Basta, no?